Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani ricompatta la sua maggioranza. Gli incontri periodici convocati dal presidente Schifani con i segretari dei partiti e i capigruppo della maggioranza si stanno rivelando preziosi per il governo e per il percorso legislativo dell'Assemblea regionale. L'incontro di ieri si è tenuto, ha detto Schifani, in una logica di coesione e rispetto reciproco tra tutti gli alleati. Schifani ha illustrato i termini del nuovo accordo con il Ministero dell'Economia che prevede il superamento del blocco delle assunzioni. Tra i principali temi trattati l'elezione diretta delle province, concordato il passaggio a luglio in commissione e a settembre l'approvazione in aula. Prima della pausa estiva fissato un nuovo incontro. Una ZES unica per tutto il Sud. La Commissione europea, attraverso la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, ha accolto la proposta del ministro Fitto di creare un'unica ZES, zona economica speciale, per tutto il Sud, superando le 8 attuali. La scelta migliorerebbe indubbiamente la crescita del Mezzogiorno, rendendolo più attrattivo per imprese e investimenti, specie se, come proposto da Fitto, si rendesse permanente la misura decontribuzione Sud. Il parà Emanuele Sceri fu ucciso, condannati i colpevoli. La Corte d'Assise di Pisa ha emesso una sentenza di colpevolezza per i 2 ex caporali della Folgore, accusati dell'omicidio del parà siracusano Emanuele Sceri. Dopo 24 anni i 2 sono stati condannati rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione. I 2 erano stati indagati nel 2018 dopo che una commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che non si era trattato di suicidio. Il ponte è sempre più una realtà. Il presidente Schifani ha incontrato ieri l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per fare il punto sulle prossime fasi progettuali del ponte. Ciucci ha confermato che si lavora per il rispetto del cronoprogramma verso l'approvazione del progetto entro luglio 2024, con l'immediato avvio dei lavori. L'importo previsto comprensivo delle connessioni ferroviarie e stradali sarà di 13 milioni e mezzo di euro. Ripresa Sicilia, 100 milioni in più a piccole e medie imprese. Importante annuncio del governo regionale nel corso di un incontro organizzato da Confindustria Catania, pronti a stanziare 100 milioni di euro per scorrere le graduatorie del bando Ripresa Sicilia. Recupereremo le risorse, ha annunciato il presidente della regione, dalla riprogrammazione dei fondi extraregionali 2021-2027 e li erogheremo attraverso l'IRFIS. Ripresa Sicilia favorisce investimenti ex novo o di ristrutturazione per importi che in media si aggirano sul 1 milione di euro. Con i nuovi fondi a disposizione saranno soddisfatte quasi la metà delle imprese che hanno fatto domanda. Premiato ex assessore Samonà all'ambasciata greca. Nel corso di una cerimonia all'ambasciata di Grecia, l'ambasciatrice Eleni Surani ha consegnato al giornalista e scrittore siciliano Alberto Samonà l'onorificenza di commendatore della Repubblica Ellenica dell'Ordine della Fenice, assegnatagli dalla Presidente della Repubblica Greca. L'onorificenza solo eccezionalmente viene concessa a cittadini non greci ed è stata attribuita a Samonà per il decisivo apporto che nel suo precedente ruolo di assessore dei beni culturali della regione siciliana ha dato al definitivo ritorno in Grecia del frammento del Partenone raffigurante un piede di Artemide che era stato custodito per oltre 200 anni al Museo Salinas di Palermo. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.